artigli di un pappagallo rettile vissuto 100 milioni di anni fa. Questo è il souvenir che alcuni ladri senza scrupoli si sono portati a casa dalla mostra sui dinosauri Lost Hangar, che è stata allestita nel padiglione 1 della fiera di Padova. L'ammanco è stato notato dal personale interno della mostra durante l'ispezione finale poco prima dell'orario di chiusura qualche giorno fa. Alcune falangi delle due dita dell'arto superiore destro del fossile del dinosauro Psittacosaurus sono state sganciate dal sostegno metallico che regge lo scheletro. La vicenda risale all'apertura della mostra. Ci siamo presi un tempo di verifica per fare degli accertamenti interni e quindi poi abbiamo accertato insomma, l'ammanco. La mostra espone oltre 500 reperti originali e si sviluppa su oltre 5.500 metri quadri. Il materiale esposto è protetto dai Tendiflex e guide e steward monitorano l'area. Nonostante ciò, il furto è avvenuto in orario di apertura. Le falangi del pappagallo rettile erano piccole e facilmente occultabili. I due artigli, fanno sapere gli organizzatori della mostra, appartengono ad un reperto originale e preferiscono non specificarne il valore. Dopo questo furto verrà potenziata la videosorveglianza e i controlli. Questo reperto avrà ulteriori misure di sicurezza, nonostante quelle misure che avevamo preso in accordo con il prestatario pensavamo fossero sufficienti per permettere un contatto ravvicinato.